Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi vorrei rispondere a una domanda che mi ha fatto una mia amicizia che è iscritta al canale per chiedere chi sono o se ho conosciuto questi dei gruppi misterici che guidano il mondo. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Legarda e Marietto Veneziano, chiaramente del tubo, di venirci a trovare nei nostri fantastici gruppi Facebook dove, lo ripeto, ma ormai lo sapete già, i migliori iscritti del mondo Facebook li abbiamo noi, e anche nel gruppo Telegram dove alle 20:30 ogni lunedì sera il Legare Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico. Quindi chiunque voglia entrare anche nel gruppo Magici Arcieri Bertoldini è pregato di chiedere, se non ci riesce, aiuto a Milas. Bene, iniziamo un po' a parlare di questi gruppi misterici. Il vostro Marietto ne ha conosciuti due o tre, diciamo. Ho conosciuto un esponente della Fratellanza Bianca da piccolino e ogni tanto lo incontro in varie forme, sporadicamente quando ho bisogno, e ho conosciuto un gruppo di cabalisti e dei tibetani più che altro da piccolini. Vi devo dire che il primo incontro che ho avuto proprio è stato quando sono nato, praticamente, che sono andato in coma e uscivo dal corpo, e mentre uscivo dal corpo c'erano tre gruppi che incontravo. Un gruppo di birichini, che era un tipo che non voleva che raggiungessi il 1995, poi un gruppo di vecchietti cabalisti e poi alla fine arrivavo in Tibet. In Tibet praticamente ci sono stato l'equivalente di quello che in questo mondo qua si chiamerebbero 12 anni, no? Dopo 12 anni che sono stato là sono ritornato nel mio corpicino e ho vissuto normalmente, col tiramolle normale. Però, e qui avevo 1 anno e 8 mesi. Sono stato in un certo senso in una struttura astrale, però ho vissuto quel che mi bastava per imparare tutto quello che mi sarebbe successo. Infatti, cosa è successo? Qua, il giorno che mi hanno detto che dovevo partire da questa struttura, io tremavo e piangevo perché chiaramente non volevo tornare nel mio corpicino e rifarmi fare la vita normale di tutti, no? E loro mi promisero che a 50 anni tira e molla sarebbero venuti di nuovo a riprendermi. Sto parlando dei tibetani. E cosa è successo? Mi dissero anche come. E cosa è successo? Io chiaramente, tornando nel mio corpicino, mi dimenticai tutto perché dovetti fare la crescita normale di un bambino come tutti. A 50 anni, io abito in un paesotto proprio sperduto, a 50 anni cosa successe? Successe che vicino a me si ricordarono della promessa che mi fecero e aprirono un centro tibetano di tutta la regione. E cosa è successo? Una sera passeggiavo, sapete quelle sere d'estate che si passeggia, visto che così vicino a dove abito io, circa 8 metri, stavo rientrando da una passeggiata serale, sento il portone aperto, era arrivato un guru dal Tibet che doveva inizializzare questa struttura e sentii questo om molto profondo che scendeva dal terzo piano. Allora mi fermai su questa scalinata fuori perché era proprio una struttura vecchia, la loro, no? E pensai, ma chissà cosa stanno facendo questi qui che si sente questo rumore da di sopra, e stetti un po' lì seduto. Qualche giorno dopo incominciò a ritornarmi la memoria e capii cosa, cioè più che qualche giorno dopo, qualche tempo dopo, incominciai a capire e a ricordarmi della promessa che mi avevano fatto. E infatti mi ricordai che 50 anni prima loro mi hanno detto che sarebbero tornati e si sarebbero messi vicino a me per farmi ricordare quel periodo che avevo passato con loro e che non si erano dimenticati del vostro Marietto. Questo è il primo gruppo che ho conosciuto a livello esoterico. Il secondo gruppo invece era quello che incontravo quando uscivo in astrale da piccolino per raggiungere il Tibet, che appunto erano questi cabalisti che praticamente mi dicevano che dovevamo per forza arrivare al 1995 perché sarebbe dovuta essere stata messa in internet, e quello lì era l'anno giusto, la Kabbalah, cioè tutti i libri della Kabbalah, per fare in modo che ci
sarebbe stato un proseguio e un riunimento delle 600.000 fiammelle che costituiscono l'anima prima. E poi invece ho incontrato anche quel tizio che agli occhi delle persone sembra un santo e adesso se n'è andato, ma che nella realtà ha tentato in tutti i modi possibili e immaginabili di fermare la discesa in campo della Kabbalah in internet, no? Quindi i gruppi misterici che si può dire che ho conosciuto sono tre, no? E nella vita reale queste persone, quando le ho incontrate, sono delle persone molto semplici, solo che hanno dei, come si dice, dei doni alcuni. Invece poi ho incontrato ad esempio il capitano degli Alpini, non era dentro un gruppo misterico di questi livelli, era dentro un gruppo misterico di livelli più semplici, poteva tranquillamente creare palette di denaro. Infatti da piccolini, quando a 5 anni io, il mio babbo e questo capitano degli Alpini e altri parenti in cui ho descritto una pillola cosa è successo, questo per farci capire che eravamo fortissimi ha creato dal nulla una paletta piena di soldi. Praticamente è apparsa una paletta piena di soldi, perché alla mia domanda, anche se avevo 5-6 anni, come avremmo fatto a livello con i din din, no? Con la materia, questo qui ha fatto vedere che non c'era problema di materialità. Il problema cosa è successo? Che quando poi siamo andati più avanti nel tempo a chiedere i soldi a questo tipo qui, lui ci ha detto: cari miei, i soldi non ve li do perché voi vi dovete guadagnare le cose col karma, se no non fa karma, e tutto quello che avete, quei soldi che piovono dal cielo, non funziona, non serve a niente. Ed è per questo che ogni cosa che voi fate dovete guadagnarvela con il sudore. Lo stesso se lo fanno quelli dei gruppi misterici, al di là di quando loro vivono nel loro stato naturale, no? Quindi poi a 15 anni ho conosciuto ancora, cioè sono ritornati a parlarmi in un numero di 5-6 persone questi cabalisti, e devo dire che se voi li incontraste per strada pensereste che siano persone semplici. Nella realtà loro, oltre a essere padroni di multinazionali immense, no, vivono una vita frugale, nel senso molto semplice. E non è che loro vogliono la materialità per dominare, ma vogliono la materialità per guidare e aiutare l'umanità a non fare più danni di quello che fa. Per i cabalisti, le persone che non sono cabalisti sono animali senzienti, e purtroppo quando una persona che non è cabalista sente questa parola si sente un attimino offesa. Ma non è una questione di offendersi, è una questione di riuscire a capire lo stato in cui uno si trova. Poi un'altra cosa vorrei raccontare: verso i 10-12 anni ho incontrato di nuovo un gruppo di tibetani, e vi devo dire che il capitano degli Alpini di Torino, che era praticamente considerato un dio per gli esseri umani che lo conoscevano, perché faceva effettivamente cose al di sopra della media, diciamo così, quando vedeva i tibetani, e per tibetani non sto parlando del giovane vestito da tibetano, sto parlando di persone che avevano 80-90 anni, che magari erano curvi dalla vecchiaia, tremava. Infatti io quando lo vedevo che tremava così, mi dicevo: ma cos'è? Hai paura di questi tre vecchietti? E il capitano degli Alpini tremava e non aveva paura, cioè non aveva parole per descrivere il terrore che provava di fronte a queste forze. Ma queste forze non erano la raffigurazione fisica, era quello che gli stava dietro e li guidava, che molto probabilmente erano dei geni. Non ha niente a che vedere chiaramente con i cabalisti e quegli altri tipi di tibetani che ho conosciuto quando io ero in coma da piccolino. Bene, cari amici, questa piccola pillola per rispondere a una mia cara amicizia che mi ha fatto questa domanda. Grazie cari amici, e alla prossima. Ah, mi raccomando, e se avete tempo, qualche bel commento sotto la descrizione. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao.